Abbiamo un codice giallo a Santa Lucia di Piave, in via Sicilia numero 22. Sì, non è cosciente, è una persona ipertesa ed ha avuto un malore improvviso, quindi te lo passo come un sospetto neurologico. L'ictus è una malattia devastante. Colpisce in Italia oltre 150.000 persone ogni anno, con importante impatto sulla mortalità e soprattutto sulla disabilità, perché è la prima causa di disabilità nelle persone adulte. Tra quanto possiamo mandare il paziente a fare la TAC? Questo paziente ha bisogno della trombolisi. Oggi abbiamo a disposizione una terapia che può consentire di ridurre in maniera significativa la disabilità conseguente all'ictus. Questa terapia però deve essere somministrata entro le prime 3 ore dall'esordio dei sintomi e deve essere somministrata da personale specializzato per prevenire le possibili complicazioni legate al trattamento. Il sistema di teleconsulto neurologico permette di ottenere una valutazione condivisa della scala NIH Stroke Scale, che serve per valutare la gravità di un ictus, con un neurologo che si trova in una postazione remota, nel nostro caso presso l'ospedale di Treviso. Nella nostra regione abbiamo circa 10.000 persone che si ammalano ogni anno di ictus e la Regione Veneto ha attivato una rete integrata per la gestione in acuto delle persone con ictus. La procedura di teleconsulto si innesta nella valutazione sanitaria ordinaria in questo modo. Dopo la valutazione standard del paziente, che viene appunto sottoposto a visita neurologica, prelievi del sangue per fare esami biomorali, misurazione dei parametri vitali e un attacco cerebrale senza mezzo di contrasto, se tutti i criteri predefiniti per effettuare la trombolisi e il punteggio NIH Stroke Scale sono compatibili, si avvia il teleconsulto dalla postazione PC utilizzando l'apposito applicativo. Viene innanzitutto compilato il form di richiesta di teleconsulto neurologico, che viene firmato poi digitalmente e inviato. A quel punto si effettua una chiamata telefonica per attivare il neurologo, che una volta entrato nella sua postazione ci dà l'ok per l'attivazione delle telecamere. A quel punto inizia il teleconsulto neurologico vero e proprio, con la visione reciproca mediante webcam e la valutazione del paziente in oggetto. Dal punto di vista tecnico, il sistema è costituito di 2 postazioni, una di chiamata e una di ricezione. La chiamata è quella locale e la ricezione è a Treviso, collegate tramite un sistema web che deve avere caratteristiche adeguate a supportare la trasmissione delle immagini. Per quanto riguarda la postazione qui, di invio, abbiamo a disposizione 2 telecamere fisse a muro, di cui una brandeggiabile, cioè che può essere manovrata remotamente dal neurologo di Treviso, che ha a disposizione i vari movimenti alto, basso, destra e sinistra, oppure lo zoom verso il volto del paziente o verso gli arti del paziente. Ok Bruno, sono qui sul paziente, mi vedi? Benissimo. Bene. Allora, per cortesia sollevi l'arto superiore sinistro, bene, tenga così per 10 secondi. Benissimo, sì. Per cortesia segua questo dito. Potresti rivedere la motilità oculare? Verso destra ora, benissimo. Proviamo anche verso l'alto. Molto bene, perfetto, grazie. In più, se è necessario un ulteriore dettaglio, magari per aree non indagate bene dalle telecamere fisse, si può utilizzare una telecamera collegata a un palmare come questa, che permette un'ulteriore visualizzazione più vicina del paziente e dei vari movimenti che sono necessari per valutare l'eventuale presenza di deficit neurologici misurabili. Ok, vedi meglio così? D'accordo. Può per cortesia sorridere facendo vedere i denti? Ok? Molto bene, perfetto. Allora Bruno, abbiamo una chiara differenza nella sensibilità tra il lato destro e il lato sinistro. D'accordo. Visto le prove per gli arti superiori e gli arti inferiori,
Se sei d'accordo adesso procederei nella valutazione del linguaggio e della disartria. L'autorizzazione del neurologo è comunque sempre necessaria per effettuare la trombolisi. In questo caso la possibilità di avere un'autorizzazione remota permette di non dover trasferire il paziente per effettuare questa terapia nelle ore che non sono coperte dalla guardia neurologica locale. Bene Marta, è arrivata la conferma del teleconsulto neurologico, quindi possiamo avviare la trombolisi. Le sole 3 ore che abbiamo come finestra temporale per poter essere efficaci fanno sì che i sistemi informativi devono essere altamente affidabili e per far questo devono essere altamente interoperabili. Questo è il ruolo di Arsenal, realizzare quella infrastruttura tecnologica propria per rendere i clinici tranquilli che i sistemi che stanno utilizzando sono sistemi di tipo clinico e non tecnologico. Arsenal.it è il centro veneto di ricerca e innovazione per la sanità digitale. È un consorzio costituito da tutte le 23 aziende sanitarie ospedaliere della Regione Veneto che ha come obiettivo quello di creare un centro di competenza sulla sanità digitale. Il progetto per la gestione del paziente con ictus cerebrale, che attualmente è attivo nel pilota che avete appena visto, sarà facilmente esportabile anche alle altre aziende sanitarie del Veneto proprio grazie alle sue logiche progettuali che prevedono non una realizzazione punto punto fra le due aziende, ma bensì una realizzazione di sistema utilizzando delle infrastrutture che derivano da altri progetti, come ad esempio il progetto europeo chiamato Health Optimum. La Regione Veneto ha identificato la rete integrata della gestione dell'ictus nella fase acuta, prevedendo tra l'altro l'applicazione di telemedicina. Con questo progetto noi riusciamo a garantire il trattamento anche a persone che abitano lontane da centri ospedalieri importanti e quindi riusciamo a dare più equità all'accesso a questo trattamento. Riusciamo ad evitare delle disabilità che sono impegnative per la persona e per la società. Il nostro obiettivo è di estendere il trattamento che riusciamo oggi a garantire, che si attesta sul 4%, a portarlo al 20%. È un passo significativo. Questo progetto è una bellissima sfida perché ci impone di rivedere i nostri modelli organizzativi, ci impone di utilizzare degli strumenti di telemedicina che ancora non sono il patrimonio comune delle nostre organizzazioni e ci garantisce soprattutto, speriamo, di far sorridere tante persone.